state a casa perché sta per cominciare una nuovissima avventura sempre a tu per tu. È bello perché le emozioni sono tantissime, specie quando dalla regia, quando gli addetti ai lavori dicono partiti, azione, motore, non si capisce nient'altro. È vero, e ciò me lo conferma anche il mio compagno di viaggi, Antonio Daddio, ufficio stampa, giornalista, professore. Ciao! Buonasera, ciao Ida. Buonasera. Sei elegantissima stasera, complimenti. Ma grazie, io devo ringraziare anche perché tante persone hanno già seguito, no, il nostro hair stylist Gino Piazza con tante foto, con Licia Giametta, nonché mi ha creato questo splendido abito. Grazie Licia, grazie per queste splendide creazioni che fai e poi li fa in un batter d'occhio. Devi sapere che lei proprio è graditissima anche ai grandi eventi. Guarda che lei ci sa fare con tanti artisti, attori, nuovo, con Gino Piazza. Tutti foulard sotto. Sì, guarda che molto incantevole, cara Licia, sempre con me, grandi eventi, top class, insieme anche a Fabiana Franzese, la mia visagista, il make-up artist. Che dire, grazie anche, ecco, ai nostri partner, ecco, questo lo lascio dire a te, perché tu sei addetto alla comunicazione. Siamo arrivati alla sesta puntata e quindi ringraziamo un po' tutta la stampa e i media partner che ci stanno seguendo con tanto affetto e tanto calore. Il quotidiano in Roma che ogni martedì dedica una pagina al nostro ospite di puntate e quindi ringraziamo Diego Paura, il caporedattore degli spettacoli, sì, Cronache di Napoli, e poi Radio Amore, che invece Radio Amore Campania, che ci segue e che giovedì alle 21 manderà l'audio di questa nostra puntata. E poi voglio anche ringraziare Casoria 2 che segue, Nando Troisi, che segue con particolare attenzione ogni puntata nostra. Quindi eccoci qua e siamo pronti per invitare a tu per tu chi, Ida? Meditazione, anche perché devo ringraziare come sempre il nostro editore di Partenope TV, sì. Angelo Cero. Grazie per tutto quello che fai per noi, perché Angelo anche lui si prodiga tanto col direttore artistico Renato De Carmine. Ida, mi raccomando, corri di qua, corri di là, chi porti martedì? Antonio Daddio ha fatto le sorprese, mi sono fatta sgamare con le sorprese perché sapete, no? A tu per tu, ecco come si svolge il programma, ci saranno tanti colpi di scena, sorprese, musica live, però è arrivato il momento di presentarlo, eccolo qua. Ma sta anche dietro di noi, sta dappertutto. Vabbè, sta dappertutto. Ormai tutti lo aspettano. Tutti. E quindi a tu per tu chiamiamo il percussautore Tony Cercola. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie. Tony, grazie per aver accettato il nostro invito. Veramente siamo onoratissimi di averti con noi questa bella ora e 30. Dedicata in nostra compagnia. Ma figurati. Come stai innanzitutto? Ma stiamo in attesa di suonare live e nel frattempo meditiamo delle cose belle da dire poi a voi. Noi lo facciamo sempre, Antonio, Io vero? faccio sempre la prova dell'intervista, sì. Mi metto innanzi specchio e quindi vedo, allora cosa mi domanderanno? Allora, Ida, questo lo faccio con tutti i canali, non è discriminazione. Tony, da uno, da due a tutti i canali. A tutti gli altri. Hai detto una bella cosa, stiamo meditando. Su cosa stai meditando principalmente? Ci sono vari progetti artistici contemplativi questa volta, più non malinconici, con una vena riflessiva. Io nasco come personaggio ritmico, un giullare, diciamo si diceva in altri termini goleardico, sai, perché quando andai a casa di Gegè Di Giacomo, sì, grande Gegè, gli portai 2 buatelli, dice 2 cominciate che buatelli, io senza niente, perché quando ho fatto il provino col carosone, con le bacchette sui bicchieri. Quindi sono nato così. Poi grazie a tutta una serie di esperienze ho scoperto la melodia, i testi, un formato voce, una voce particolare, una timbrica particolare. Ma poi con questa connotazione etnica del tutto, e poi sono 40 anni, amici da casa, 40 anni di ragazzi, mamma mia, no, dice Tony, non me lo fa ricordare. Ma 40 ma non li dimostra. Non li dimostra. No, noi c'ho un'età imbarazzante, ragazzi. C'ho un'età imbarazzante. L'importante è portarla bene. Sì, stare sereni, fare un mestiere che piace. Io questo dico a tutti i giovani, quando mi occupo di ragazzi, avete una passione. No, coltivate. E che campate a fare? Ah, ok. Se non avete passione. Un uomo senza passione, qual è? Capito? Allora dico sempre questo. Vabbè, raccontaci un po' dei tuoi inizi. Ecco, abbiamo giusto accennato e poi arriviamo anche ad un'unione con tanti artisti. Ma ecco, io dicevo Antonio, come dicevo a te anche, sì, il mio inizio è stato traballante. Un po' travagliato. Travagliato, anche perché oggi mi sento un po' malinconico, ho avuto un brivido
quasi di pianto quando un vostro collaboratore ha citato, mi commuove veramente, Sandro Petrone del TG2, sì. Sandro, sì. il mio alter ego, colui che mi ha inventato. Sì. Io nasco come ragazzo anonimo di Cercola dal nome imbarazzante, Esposito Antonio. È la fine, sì. Piccolo di statura, senza nessun indirizzo, cioè dove vai, dove vai? E niente, desideravo suonare. Inventai la radio a casa mia con 2 giradischi, la inventai e fui ospite a Per Voi Giovani nel 1971. La radio, vidi la radio, veramente la radio Rai, era un canale, 2 canali. E là portai 2 giradischi, portai questa esigenza di uscire dalla provincia, già 44 anni fa. E approdai a Via Asiago 10, la mitica Via Asiago. E ti accolse Sandro Petrone? Mi accolse Raffaele Cascone, icona del Napoletan Power. Il 76 mi accolse Sandro Petrone perché io non mi sono fermato, perché volevo fare radio, volevo parlare, ero balbuziente. E Sandro disse, ma tu che vuoi fare? Disse, Sandro, io vorrei incontrarti perché lui lavorava in un'emittente che era Radio Nuova Napoli, una delle primissime emittenti assieme a Napoli Prima e a Napoli City. Disse, vienimi a trovare. Io andai là senza nessun tipo di riferimento, con un disco fatto così. E parlando con Sandro mi misi sul tavolo a suonare. Lui disse, ma a me tutto sommato serve anche un percussionista. Ti va? Capito. E Sandro Petrone non suonava per lui, suonava per me. Infatti con Sandro andammo da Claudio Poggi. Claudio Poggi era il produttore di Pino Daniele. Da Pino Daniele passammo... Cioè lui mi inseriva nei posti, innanzitutto Acquario. Acquario è un segno che io adoro, anche la mia compagna Acquario e anche le persone più, quelle là interiori, che non ti dicono si frata a me, ti voglio bene, mo becchia, è finita. No. Quando non è vero mai niente. Quando dicono tutto a posto, correte. E allora, scappate. E allora Petrone, lo sto citando perché l'amico, non so come si chiama, l'amico in regia qua, mi ha citato Sandro. Sandro era opportuno, era efficace. Gabriele, e veniva Gabriele, e veniva al momento giusto. Ti ha dato lui il nome? Sì. Ti ha Dice, dato tu lui come ti chiami? Ma dove abiti? A Cercolo. Ti chiamerei Tony Cercolo. Ascoltava questi programmi anche di musica pop, seguiti proprio da milioni di ragazzi all'epoca, no? Durante le radio. Sì, erano programmi, io facevo questo programma a mezzogiorno, riuscivo a far ballare casalinghe. Cioè, guarda un po'. Io mettevo da Casadei a Weather Report. Cioè, tu ti immagini la casalinghe dalle 12 alle 14. È bello che stiamo parlando di radio, sai? Perché io amo la radio. A chi lo dice? Ho imparato a parlare, non so... Anzi, voglio dire, non si direbbe proprio che parti balbuziente. Però mi mancano le pause. Tu ce l'hai. E i tempi radiofonici sono tosti, i tempi di una volta, mi manca un po' di pausa. Il grande Edoardo diceva che la pausa è a metà spettacolo. Comunque, e questa era la trasmissione che andava in onda a mezzogiorno fino alle 2 e io avevo carta bianca. Oggi invece il DJ è uno delegato alla playlist. Dice, Tony, non posso fare niente, non posso mettere questo. Tutto programmato. Ho paura che mi licenziano, si mette a Tony Cercolo. È un po' strano. Ma davvero? No, non dico, ma non dico soltanto io. Sì. Tutti noi artisti mediterranei non siamo trasmessi. Questa può essere una polemica, però lasciamo stare. No, ma questo è vero, è giusto. No, lo dico così. Quindi giusto un accenno, dai. È un accenno soltanto. Quindi riuscivo a realizzare questa trasmissione suonando 2 ore mie e imparai a invitare persone e imparai come si nasce, come si presenta un disco, il vinile, gli anni 70, come nascevano i brani, non con una base rubata dal computer, ma sacrificata. Facendolo. Senti, tu stai parlando un po' degli inizi. Abbiamo preparato delle foto, il blocco 2 per la regia, abbiamo preparato queste foto in cui vediamo proprio le tue origini, i primi artisti con i quali hai collaborato e poi le commentiamo. Siete stati bravissimi. E abbiamo visto in più foto Pino Daniele. No, ma che bello questo collage, praticamente. Abbiamo visto un patatrack.
mi avete dedicato questa cosa che è molto bella, che si fa in altre trasmissioni, però vedo che questa cosa si è raccolto l'identità dell'artista. Sì. Lei era No Stop con Enzo Trapani, Sì. con la Smorfia, con Massimo Troisi, che ho avuto il piacere di stare assieme quando lui faceva No Stop, quando chiamò a Pino, le fotografie con Edoardo, poi ci sono anche delle cose con Dario Fo, Brian Ferri, Nino D'Angelo con Billy Preston, addirittura Nino D'Angelo mi ha fatto suonare anche Beatles. Ma ti abbiamo visto anche in una squadra di calcio. Addirittura. Abbiamo qualche immagine, dopo vedremo qualche immagine. Hai fatto parte anche, diciamo, della squadra. Indegnamente mi mettevo a fare un po' così. Arriviamo a Pino Daniele. Ecco, arriviamo a Pino Daniele. Cosa diciamo del grande Pino? L'incontro con Pino è stato burrascoso. Lui disse 40 anni fa in una grotta, lui lavorava nella sanità in una grotta con musicisti. Io mi presentai con i soldi 2 scatole, non avendo possibilità. E il produttore disse, vedi che verrà uno forte, che viene dal Vesuvio, si chiama Tony Cercola, sta chino in energia. Dopo 2 brani disse a Gigabita, chiamò a Claudio Poggi, disse, ma chi mi ha mandato? Questo è successo nel 1977, precisamente. Esatto, disse, ma chi mi ha mandato? Questo è un folle, perché tutte le energie che adesso riesco in parte a controllare, nemmeno oggi, era tutto un flusso. E allora praticamente, anche suonare, tu sai che la musica è fatta di dinamiche, la musica deve essere a disposizione del canto. Sì. Perché sennò diventa una baraona. E allora non avevo dinamiche. Sai che ti dico? Fece bene a cacciarmi. Poi Però ti richiamò. Ci fu una metamorfosi. Disse il produttore, disse guarda, perché non provi di nuovo? E un giorno a Piazza Carità disse vabbè, chiamalo di nuovo. Io mi presentai con la borsetta rossa che Bonghetta e lui mi tolse la borsetta da mano. Ah. Disse si cambia tutto, andiamo a casa delle mie zie. E io ho provato, prima di fare Senza Rete, Auditorio A, sì, mitica trasmissione Rai 1, provammo Maronna Mia, mi sono andati a rubare i soldi. E lui, riuscimmo a chitarra e percussione, un miracolo. E poi c'è stato il programma Concertazione, poi c'è stato No Stop, poi c'è stata la Cazzulelle Café dove portasti l'altra domenica con Arbore. Con Arbore, Renzo Arbore. Quante cose. Anche un film. La Mazzetta, dove noi abbiamo fatto le percussioni. Poi c'è stato un film che ho fatto come attore, poi ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo, però adesso vogliamo subito rompere il ghiaccio. Sì, vogliamo un po' di musica qualcosa. live, un po' di musica live o sai tanti, ma come preferisci, dai. Hai tanti bei contributi. Ricorda che qui a Tu per Tu sei a casa tua. Allora ci vogliamo vedere Facim Mammuino. Facim Mammuino che poi ti spiego, c'è un testo. Dopo ci spieghi, sì. E allora ce lo guardi. Facim Mammuino, facita Mammuino. Ti sono casaitel, ti sono paura, l'angoscia, la muffa, l'ansia, la metropoli, o Vesuvio, a guerra. State attenti che pierde la guerra. C'è perso 3. È l'ultima battaglia non può perdere. Barbette mo scendere, che troppo sono state feste. Ma mo ti ha fame. Io ti capita lunga e ti posso accompagnare, ma tu non mi ci bene. Io voglio troppo, il pensiero mi blocca, sapendo che sei grosso e non voglio sapere. Hanno rallentato, spermuto, e mi vanno pure riesco, e mi vanno pure riesco, e mi vanno pure riesco. Io so che tu lo sai, se pure lo sai, però facciamo finta di non sapere mai niente. Io vedo che tu lo vedi, se pure lo vedi, però facciamo finta di non sapere mai niente. Io so che tu lo sai, se pure lo sai, però facciamo finta di non sapere mai niente. Io vedo che tu lo vedi, se pure lo vedi, però facciamo finta di non sapere mai niente.
Wonder, 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 wonder. I wonder, 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 wonder. I wonder, 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 wonder. Se ne vede chi lo può capire. Ma che può capire? Se ne vede chi lo può capire. Ma che può capire? Ma ci ma poi. Wonder, 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 Madonna mia. Wonder, Madonna mia. Wonder, 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 Madonna mia. I wonder, Madonna mia. Wonder, 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 Madonna mia. I wonder, Madonna mia. Wonder, 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 Madonna mia. Ma muy, chica muy. Oh, one, two, three, 1, 2, 3, 4. Bella, no, vabbè, bella, facimmo a Muina. bella E poi è stato un pronostico però, Facimmo a Muina è un tema triste. Questo, sì. Cioè questo galeone con la società. È uno che cerca aiuto. Sì. Uno che dice, io sono l'angoscia, io sono la paura. Angoscia, paura e orrore sono frasi che si sentono purtroppo sì, sono quotidianamente. Sono attuali. Questo testo dice, aiutatemi, nessuno vuole parlare con me. Io la società sul galeone, io parlo con l'infermiere, cerco di comunicare. Io lo so, tu lo sai, io pure lo so, però facciamo finta di non sapere niente. La saettella, la paura, l'angoscia, la muffa, l'orrore. Ecco, questo è stato scritto in un momento di depressione. Però ha a che fare anche con la pandemia. Ha a che fare perché, sì. perché sì. Angoscia, io sono la paura. Paura. È attuale, questo attualissimo. Tristemente, attuale. Per uno, non l'ho scritto, io l'ho scritto per uno che si sveglia la mattina e sta male, come ogni mattina. Se non parla che la gente non riesce e quindi scrissi sono l'angoscia, la paura. Si sentivano poche muffe pure fuori, ho detto mi sento la muffa, mi sento. E allora se tu hai il coraggio di scrivere quello che pensi, senti, va bene. C'è una piccola vittoria già. Edoardo Bennato e Mimmo Cavallo abbiamo visto. Questi incontri, raccontaci. Mimmo rappresenta il sud, rappresenta il brigandismo, siamo il meridionalismo. Mimmo è un grande. Edoardo ho diviso 10 anni bellissimi, con lui ho suonato davanti a 60.000 persone. Mamma mia. Poi c'era Bob Marley, poi c'era Vasco Rossi che voleva l'autografo di Edoardo. Questo nessuno lo sa, ma fu messo in attesa. Dice, guarda, ma Edoardo dopo suonato stava nei camerini, si rubarono la maglietta mia col numero 55. Ma Vasco Rossi se la... No, Vasco Rossi no. Vasco l'ha detto, sì. Era un fan di Edoardo. Sì. Quando Edoardo faceva 50.000 persone, stavano iniziando. Quindi in questi 10 anni hai imparato molto da Bennato? Ho imparato la geografia, anche perché lui quando camminavo con la macchina, che è GIF? No, GIF significa, ma dove stiamo? A Porto Recanati, nelle Marche. Io praticamente viaggiavo con lui erano altri tempi chiaramente, era molto giulivo, era molto simpatico ed era molto... dopo il concerto andavamo a ballare. Che bello. Pensa una cosa allucinante con le fan. Ma facevate i burattini senza fili? Facevamo solo canzonette uffa uffa. Uffa. Anche burattini senza fili è stata tua la colpa. Sì, sì. Noi abbiamo suonato in 3 davanti a... Avete venduto tante copie. Lui ha venduto milioni di copie. Noi stavamo benissimo perché su quel palco di 60.000 persone sembrava di stare a casa nostra, perché il San Paolo, il San Siro, il Marassi di Genova, il Torino, l'ho fatto tutti, no? Questi stadi, il palco dello stadio sembra un appartamento, quindi allora sembra che tu stai provando, e sotto c'è sta tutta quella gente. Capito? Non li vedi, quindi come l'Arena di Verona, l'ultima Coppino,
è la stessa cosa, ce ne frega la mannoia. No? Ti manca la gente. Manca tanto la comunicazione. Io nasco fisico. L'interazione, la comunicazione. Io nasco pedone e nasco pure fisico, più che virtuale. Io mi sento pedone, mi sento uno quando canta camminare e deve stare con la gente. E ho fatto anche un pezzo, Toni e l'età si chiama. Io voglio parlare, io voglio camminare che cane, io voglio parlare che cane, come ci fa? Io voglio parlare con la gente, per sapere come stanno. Ma ti è rimasto qualcosa, appunto, glielo stavi chiedendo tu. No, dico, a proposito Scusa che ti interrompo. No, figurati, a proposito di virtuale, il tuo rapporto adesso con tutti questi social, com'è? Ma Facebook a 140... Ma fai le dirette? No, le ho fatte quando mi ha chiamata o la Rai oppure qualche canale... Hai fatto collegamenti qualche Skype su qualche televisione, ho fatto sia Mediaset che sia Rai 3, quando ho presentato i libri, anche i canali, i nostri canali buoni, anche la stessa cosa. Però preferisco stare con voi così. No. Senti, ci dici qualche ricordo anche di Naples Power? Il Napoli San Paolo è stata una grossa fucina, è stato un grosso laboratorio che manca tanto. E io lo realizzo quando posso realizzarlo, ma lo stiamo realizzando anche a Piedimonte Matese, dove ci sarà anche un musicista di Piedimonte che suonerà con me. Sì. Quindi io vado nei luoghi, i non luoghi. Ecco. È bello portare la musica in questi i luoghi, quindi bisogna, come io ho avuto questi insegnanti drastici e severissimi. Rigidi, severi, come Antonio D'Addio, guarda. Io ricordo, se vuoi un altro ricordo, sì. Con Tullio De Piscopo, prima di realizzare Te lo do io il Brasile, sì. Mi ha sequestrato per 15 giorni. Ah. Dove ti ha portato? A casa sua. Ma io dico così si muore proprio. Mamma mia. Ed è uscito un bel prodotto, però. Sì. E con Tullio invece, oltre questo ricordo, ecco, siete amici, no? Da tantissimi anni. Sì, tanti anni. Tullio sì. Senti Tony, però noi, leggendo e preparandoci su di te, che hai incontrato e conosciuto tantissimi, ci devi fare adesso anche un ricordo di Roberto Muro e Mia Martini. C'è tanto da raccontare. Mi prendo questo qua prima? Sì. Sì, vai. Tutto in diretta. Ottimo. Siete a casa di Ida e Antonio D'Addio. A casa Partenope TV a tu per tu. Allora, si fa di tutto, vai. Roberto è un grande, perché non si prende sul serio, è un bambino. Pensa che Roberto Muro, prima di suonare, dice, ma occhio il top è stato Muro, Mia Martini, Gragnaniello, con loro. Era una squadra straordinaria e Muro era il bambino della situazione. Il giovane, o più giovane era Muro. Era lui. E questo è il ricordo di stare, che poi non è un ricordo, cioè la musica, quando mi ha fatto con me, con Enzo, era di una modernità pazzesca. Sì. Ecco perché più che ricordi è attualità, perché sono dei brani, sono delle composizioni di un'attualità imbarazzante. Muro lo cantavo con mezza voce. E ma la Martini, Mimì? Sì, la Mia Martini. Mimì, quando fece il cantagiro, dissi, Cercolino, come osi stare nel mio camerino? Ce ne vuole. Io dissi, Mimì, dividiamolo. E così dividì, perché io facevo Babbasone e lei era ospite al cantagiro. Poi, quando sono assieme, andammo a mangiare a casa sua, Mimì cucinava benissimo. Sì. Che ti preparò? Fece la baciamella. Fece questo, che stavamo Enzo e Roberto, e lei cucinò per noi. E quindi fece tutto questo. Era molto severa sulla cucina e sugli odori, sui sapori. Era una maledetta artista, ma quando dico maledetta, grandiosa. La maledizione spesso è benedizione quando si tramuta. Sì. Era precisa e maniacale, dai. Quando essere maledetti si tramuta in arte è una cosa bella. Però dopo ci racconterà di Enzo Gragnaniello, ma adesso vogliamo ascoltare. Vedere due percussioni da vivo. Okay, dai, anche perché dopo racconteremo del libro, un libro di queste boatte. Eccola qua. Stanno facendo il giro del mondo, Antonio, mamma mia. Chiamiamo anche Enzo Altieri. Enzo Altieri, vieni che accompagnerà Tony Cercola in questa performance dal vivo. Ciao Enzo, ci travolgeranno adesso. Ci travolgeranno perché poi è sorpresa, è live, vediamo un po' che cosa uscirà fuori. Sì. Tu sai che questa si chiama cascetta drums. La cascetta ascoltiamo cosa uscirà da questa cascetta. Questo facciamo. Ancora una volta ci allacciamo a questo tema. E nera si bella toia suonisce a me, che non lo possiamo più fare. Se lo suono tu, sono con me, perché spesso nemmeno più assieme a dormire.
chiusi in me più si schiara via e manca si può fare. Quindi questo pezzo evoca purtroppo questo momento qua. Voce doi sa mescami nera non è sta via no nera non è si ha bella doi su lisciami nera non è sta via si schiara via nera non è sta via no non è se io passo tuoi va insieme a me nera non è sta via Pila, questo pezzo significa forza, forza in sudafricano. Fatto punto? Forza, forza e coraggio che questo periodo passerà, ci sarà la rinascita perché per noi è importante rinascere, noi crediamo in questo lavoro, crediamo nelle passioni, ma adesso sicuramente ci porteranno il libro perché parliamo del libro. Il libro sta, Sì, ce lo porteranno, quindi portateci il libro gentilmente perché parliamo di questa tua autobiografia scritta a 4 mani con Antonio De Rico. Antonio De Rico. Questo... Vediamo, eccolo qua, libro, ecco qua. Come adesso conquistare il mondo con una buatta. Attenzione, questa è la prima edizione. La seconda edizione adesso la facciamo vedere subito. Per chi suona la buatta. Ah, per chi suona ancora meglio. Intanto vi faccio una sfilata. Per chi suona la campana. Ecco, grazie. Grazie Eugenio. Eccolo. È un libro dove racconti un po' tutta la tua vita sì, e soprattutto partendo da quando eri piccolo. Eccolo. Sì, questo. Per chi suona la buatta, storia di un percussautore, perché lui è compositore, autore, è il grande percussionista. E percussautore pure risale a Sandro Petrone. Sì, bravo. E ci tengo che stasera possiamo dedicare questa sera a Sandro Petrone. È normale. Dedichiamoglielo. Ecco qua, lo voglio dedicare anche perché il primo titolo l'ha scelto lui. Ecco, per chi suona la buatta. Sarà sempre nei miei pensieri e nei miei progetti. Quindi, ascolta, raccontaci un po' di questo libro, giusto riassumi. Questo libro è nato dall'attenzione di Antonio De Rico, che già aveva fatto un libro di Mimmo Cavallo, aveva fatto altri libri di altri artisti. E Mimmo Cavallo mi disse, senti, ma la tua storia è straordinaria, è fantastica. Perché non chiami Antonio? E Antonio venne a Cercola, al paese, a intervistare a tutti i cittadini, la mia passione per i fumetti, la mia passione per tante cose, e poi ha raccontato aneddoti allucinanti, aneddoti straordinari di una passione, anche purtroppo anche atti di bullismo,
Pensa che a me si rubava una colazione, da piccolo. A scuola, poveretto. Si rubava la colazione. Tu sei molto vicino a questi eventi sociali. Sì, sono stato già. Poi da questa cosa ho avuto forza, la musica mi ha dato dignità, Sì. la cultura, la voglia di stare assieme, a tal punto che io ho studiato ritmoterapia con i bambini Sì. e mi occupo da sempre di diversità, che poi non è la diversità, diciamo, coloro sono speciali, sono più gentili, hanno qualcosa in più, che viene mischiata, viene confusa dai là, dai coatti, dalle voci scomposte, voci culturali. Ti ne occupo bene. No, vabbè, lasciamo Hai perdere. capito? Senti Ida, ma vuoi sapere Sì. chi ha fatto qualche testimonianza in questo Sì, libro? sì, chi? Pino Daniele, Gigi D'Alessio, vabbè, Toni immaginavo, Esposito, immaginavo. Tullio De Piscopo, Bennato, Nino D'Angelo, Gragnaniello, Franco Del Petre, Rino Zurzo, Enzo De Caro, De Crescenzo, Carlo Faiello, James Senese, Pietra Montecorvino, Peppe Lanzetta, Pupi Avati e tanti, veramente tanti contributi. Tanti Devo dire, amici che sono stati sempre al tuo fianco. Sono stato, con Pupi Abadi c'è stato un rapporto bellissimo a Capri, che lui ha visto quella cassetta e ha detto: ma sei straordinario, che cos'è? Se n'è innamorato. Io dissi: Pupi, non ho lo strumento. E quando sta nessuno, lo metto io, e facciamo una cosa, facciamo mammuini che lui capì il significato. Per quanto riguarda gli altri, con ognuno di questi, con Enzo De Cari c'è stata la smorfia. Sì. Enzo, io mi sfottevo, dice: chi si vede nel nuovo paese, chi si vuole essere inquadrata. Era bellissimo con Massimo, una persona di una gentilezza e di un'educazione unica. Mi invitava sempre al Teatro Spazio e ci incontravamo nel 159, che era un pullman che faceva Cercola, San Giorgio. E Guarda là. allora rimane, viene. Vengo nell'arena. Vabbè, questa è stata una situazione con Nino D'Angelo, è stata una cosa assurda che mi ha fatto suonare che Beatles. Questo lo stava dicendo, la versione napoletana di una canzone dei Beatles. Lui tradusse l'EDP Gesù Sì. Cristo. Gesù Cristo. Però mi fecero uno scherzo. Perché, Gesù Cristo, Gesù Cristo, mi fecero uno scherzo perché mi chiamò Verdelli della Rai, disse: senti, Nino ti vuole fare una cosa. Ho detto: vabbè, ma il favore di Nino è un grande, però che pezzo è? No, non lo devi provare. Vai là e metti la lettera. Suono la batteria. Beh, ma suono la batteria, ma me ne mi dite il brano? Il brano è l'ETB tradotto. Allora, chiaramente l'ETB si presume una duina. Sì. Allora ho detto: vabbè, pozzo ce la faccio. Ma non sapevo che il tastiere stava, che l'aveva composto, Billy Preston. No, vabbè. Cioè, tu mi hai fatto suonare che Beatles. Mamma mia. Cioè, mi ha fatto suonare che quello che ha arrangiato l'ETB. Vabbè, rimase comunque contento di questa Contentissimo, in tutti i giornali. nuova realizzazione, no? Perché- Rivisitazione. E sai chi glielo disse a Billy Preston che doveva chiamare a Nino D'Angelo? Chi? Miles Davis. No, vabbè. Perché Miles Davis ascoltò in un taxi una voce con degli umori particolari, e la voce Nino. Disse: Billy, quando vai in Italia rintraccia Nino D'Angelo. Bene. E Nino D'Angelo disse: adesso facciamo il disco assieme. Ma ti racconto un'altra cosa con Enzo, straordinaria. Con Gragnanello facemmo addirittura il supporter a Bob Dylan. Cioè, con l'esatto di... Mamma mia. Cioè, quando si parla Cioè, di... mostri sacri proprio, Cioè, del stiamo panorama parlando- mondiale musicale. Io posso suonare pure con Brian Ferry dei Rock City Music. Però sono tutte cose Questo che... è raccontato nel libro? Sì, c'è tutto. C'è tutto. Ma io lo sto dicendo come divertimento, non come, non come No, ma stiamo parlando. Io ho fatto... No, io- no. A me No, piace no, molto no, dire no. noi. Siamo spontanei in questo momento, comunque ci stiamo raccontando. Ci chiesero a Enzo di fare la spalla a Bob Dylan. Disse Enzo: ma allora, chi siamo, dopo di me, certo, però vai con Rino Zunzolo e Toni Cercola. Sì. Io mi con una tamborra a pedale. E quel periodo Dylan stava facendo i piccoli posti, il teatro Tente pieno zeppa. Faceva questi posti. A tal punto ci fu anche un aneddoto simpatico. Bob Dylan volle fare una passeggiata per Napoli da solo. Ah. E allora a un certo punto passeggiò. Noi stavamo facendo le prove, il soundcheck. Quando voleva rientrare Dylan, chiaramente andò alla tenda. Sono Bob Dylan, ma chi sei? Ma dove vai? Fu cacciato. Bob Dylan dovette chiamare il suo manager. Perché poi alla fine entrò nella tenda e ascoltò le nostre prove. E disse: ma chi sono sti tre? Perché giustamente in Italia siamo abituati sempre a copiare. De Gregori con l'armonica, lui trovò un'etnia, un'originalità. La voce strana, strumenti a pedale, grande Rino Zurzzolo, Grande. o contrabbasso. E che voleva di più? E fu un successo. E lui
Dico no, perché non eravamo i cloni suoi, perché l'Italia è stata sempre copiona. Noi abbiamo avuto un'Italia degli anni 60 che ha copiato tutti i brani. Sogno California, Dick Dick, facevano i testi in italiano. Fino a quando è arrivato Modugno. È arrivato Modugno e ha messo un po'... Ha messo a posto la Gino musica. Paoli. Gino Paoli. Arrivarono i cantautori, c'è tanto da dire. Arrivarono i cantautori e iniziò ad avere un'identità. Devo dire che l'identità l'ha avuto prima di tutto Napoli, con Carosone e Gegè Di Giacomo, che io ho conosciuto a Gegè, e lui disse, c'è un autografo bellissimo con un disegno, lui disse non sono in grado di fare un disco con te, Tony, non sto suonando più. Disse Gegè, ma se esisti tu, se esisto io, è perché ci stai tu. A me i giornalisti mi ritenevano un po' il Gegè Di Giacomo molti anni fa, il nuovo Gegè Di Giacomo. Della nuova generazione, è vero, sì. Quindi, senti, ma una curiosità. Queste mani che da 40 anni suonano 43, continuamente, 43 suonano continuamente e stanno sempre in allenamento, vanno allenate giorno per giorno oppure ti esce spontaneo? No, un'ora al giorno penso che sempre, per le didattiche, per le timbriche, per esempio, vedi, quello strumento è particolare perché in quello strumento c'è tutto, ci sono gli acuti e i bassi, le dinamiche, e tu devi lavorare come se fosse un piano, e devi pigiare, però la diteggiatura è molto importante. E poi il groove. Che cos'è il groove? Il groove. Andare a tempo. Perché nessuno ci va a tempo. No, vabbè, lasciamo stare, apriremo proprio un discorso senza fine, però adesso vogliamo ascoltare qualcosa. Ti faccio ascoltare una cosa molto bella adesso. Questo momento mio contemplativo. Appassionata uno. Ah sì, lo teniamo. Vediamo il video o lo vuoi fare? No, vediamo il video. Con Ugo Mazzei. Ah sì. E dopo ne parliamo. Guardiamo prima. Questo siciliano, doc, amico di Mogol, amico di Carmen Consoli, di Battiato, che mi ha dato in questa villa, io sono stato ospite e c'era una sala di registrazione. E in questa sala mi sono messo a scrivere io dei testi subliminali, surreali, mai scritto una cosa così. E abbiamo deciso di fare un omaggio alla bellezza. Sicilia, Napoli, rivalutando dialetti e bellezze. Appassionata uno. Rime che sì, che mi guarda così, in un sacciaro io, accompagnami tu. Rinda sta via, che colore sta vita, in un saccio chi songa, e morimmo tu. Quanto amore, quanto bene, quanto sole foste tu, mio cuore, per sentire sti parole amari, appassionata bella, tormentata terra antica, figlia mia. Io sto aspettando che mi viene a pigliare, io senza respiro, rammanata nuova. E questa voglia, sempre parlare, io vuole questo silenzio che mi ha da curare. Luci, quanto meni, quanto giuri e quanti peni,
tagliare sto splendore, questo chiuzzi d'oro è distillato d'acqua santa e sangue do signori amori mio. Caratteristiche. Sì, di queste due etnie diverse, napoletana e siciliana. Buscemi, la chiesa di Buscemi e San Martino. Sì. E questo sarà tutto un progetto grafico dove illustreremo le bellezze e i canti e un nuovo modo di comporre. Canzoni inedite, con testi in siciliano e in napoletano. Particolare. E a questo proposito abbiamo una sorpresa numero 2. Iniziamo una con le sorpresa sorprese. numero 2 che riguarda proprio una cosa che abbiamo appena visto. Guarda. Vediamo un po'. Arriva, sta partendo. Parte. Ciao Tony, che piacere salutarti, come stai? Dovete sapere che io Tony Cercola lo adoro, però purtroppo non ci vediamo mai. Per un periodo ci siamo frequentati moltissimo. Allora ci tengo a dire che lui innanzitutto, oltre ad essere un mio amico, è uno degli artisti più sensibili e creativi che la nostra città ha sfornato in questi ultimi decenni. Ma poi Tony Cercola è Tony Cercola. Ragazzi, Tony Cercola è di una simpatia e di una originalità che non esistono al mondo. Mi ricordo un episodio, Tony, non so se ti ricordi, eravamo, mi sembra, a Procida d'estate o a Ischia, non mi ricordo, comunque era un'isola, andammo a mangiare insieme perché avevamo un concerto la sera, dopo il concerto andammo a mangiare e questo ristorante, non si mangiò benissimo diciamo, però questo ristoratore ebbe la sfortunata idea di chiedere a Tony alla fine della cena come avete mangiato, e Tonino lo guardò e disse: abbiamo mangiato veramente, non c'è male. Abbiamo Grande mangiato veramente, non c'è male. Gianfranco è un grande autore, è un invisibile, è un surreale, è ipnotico. Lui non era per niente, poteva essere anche grottesco comico, ma si è rivelato un'anima interiore enorme che secondo me deve vedere il meglio ancora. Gianfranco, sensibile come la tua. Gianfranco ne vedremo delle belle perché lui scrive delle cose particolari che io conosco. Io conosco l'animo di Gianfranco, come conosco sia Massimo che Annunzio e sia Aurelio Ferro. E noi facevamo Annunzio Gallo. Noi facevamo una cosa a quattro. Ne approfitto per salutare la mia amica Loredana Gallo. Un saluto. Bellissimo. Un giornalista scaltro scrisse un trio strano. Eramo io, Annunzio Gallo e Aurelio Ferro. Perché è strano?
Io ringrazio a questi nomi che sono stati con noi. Tu li accompagnavi, tutti e due? Sì, e poi facevo i pezzi miei pure. Vabbè, sicuramente ci saranno tanti progetti teatrali, però abbiamo ascoltato di sottofondo questa canzone Babbasone, che la cantano tutti quanti. Ma non ce l'hai portata qua? Babbasone, c'hai il... Ce l'hai, Enzo? sì. La dobbiamo fare, la dobbiamo fare questa. Però prima di farla... Seppure in chiusura, Antonio, ma io mi voglio divertire. Sì, in chiusura. Babbasone, è un pezzo, la facciamo con la stessa dinamica di prima. Vai, prima di farla ti avevo chiamato la sorpresa numero 2, che c'entrava proprio con quello che avevamo visto prima. Vai. Ce la guardiamo adesso subito. Perché? Vai. Un saluto appassionato, tra virgolette, a tutti voi. Ciao Tony, io spero che il nostro progetto Appassionata 1 possa colpire nel segno, principalmente in quel senso di bellezza, in quel senso di maturità della vita che cerchiamo in questo periodo difficile. Noi abbiamo preso dei punti di riferimento per poi partire da lì e continuare verso un percorso artistico che comunque rompa un po' con gli schemi di quella che è l'arte musicale di questi tempi. Io vi saluto, vi lascio da questa splendida Sicilia che stamattina ha una giornata molto soleggiata. Ciao a tutti, a presto! Ciao Tony, come stai? E tu sai benissimo l'importanza di questa frase, come stai? Innanzitutto perdonami per questi occhiali bennatiani scuri, ma c'ho una piccola irritazione qui vicino all'occhio, ma una sciocchezza, niente di che. Io sto lavorando al progetto nuovo album di Tony Cercola, speriamo che siamo pronti per questa primavera, quest'estate, e che quest'estate ci siano le condizioni per poter tornare a lavorare dal vivo. Ok? Un abbraccio a tutti e ciao, a presto Tony, ciao, buona serata, ciao. Buonasera a tutti quanti voi, un abbraccio a voi, Antonio e Ida, ma permettetemi di mandare un fortissimo abbraccio e un caro saluto al mio carissimo e fraterno amico Tony Cercola, un genio delle percussioni, un genio dell'arte, l'unico percussautore che abbiamo soltanto noi qui a Napoli e in tutta Italia. Cosa dire, Antonio, ti mando un forte bacione, amico mio, e ci becchiamo in questi giorni in sala come spesso ormai capita da un po' di tempo. Niente, Antonio, facciamo a morire. Un bacione, campione, ti voglio bene. Massimo Penza. Ciao. Ed eccoci questi saluti. Gli allievi come crescono, Devo dire che a Massimo siamo stati in Sicilia, sì, e io l'ho pigliato sul palco, da sotto al palco. Da sotto a sopra. No, perché lui faceva un sacco di cose. Dite, sì, ma qual è la cosa che ti piace? Perché io i canti sono piani. Per cortesia fermate tutto, suona, non fa più niente. E quando riguarda Gino abbiamo inventato un linguaggio, sì, che è l'umumbese. Ah, e di che parlacene? Che sì, ma nata novena, va bene, insegni ma nata novena. Si può che gamba, insegni ma nata novena, ma nata novena. È l'umumba. L'umumbese sarebbe una sorta di afro-vesuviano. Grazie a Gino, con anni e anni di collaborazione, abbiamo realizzato quasi 10 album. Con questi album siamo entrati in un circuito dove mi permettesse di essere un percussautore, ecco, un uomo che ha dato valore ai rumori, rendendoli sonorità e melodia. Però mi serviva una voce. Infatti la Virgin, Lemmy, all'epoca, si entusiasmò di questa voce particolare e portammo il disco a Peter Gabriel, il primo. Aspetta. Perché prima la Virgin stava in Italia, Virgin Records. Sì, la Records. E quindi da quel filone nacquero un sacco di brani particolari. Il Lumumbese, come nasceva il Lumumbese? Voglio prendere? Sì, vai, a tuo agio. Allora, ti spiego. Sei a casa tua, vai. Come è nato? Ecco, siamo curiosi, ma non solo io e Antonio, ma anche loro da casa. Una lezione dal vivo. Sì. È molto come nasce? Dunque, nasce bene. Perché praticamente io... Questa è la posizione. No, vabbè, non fa lì. Ritmicamente. L'input è ritmico. Ritmico senza testo.
mamma nena madama ti mamma ne. Baba chaba bamba wena madama ti mamma ne. Bosa o mai ammassamba baname. Questo viene trasformato. E vedi come viene. Zigni manata nuvena, per vendere zigni manata nuvena. Si cambia zigni manata nuvena, monata nuvena. Cassintumo, beva capin da cascetta. Cassintumo, beva capin da cascetta. Simone muove coscio, mamma, Simone muove coscio. Non gamba con me, ma che venne buon che sta con me. Caso fra o mai, ammaccanda sta nuvena. Caso fra o mai, ammaccanda sta nuvena. Bellissimo, mamma mia. No, vabbè, tu così stimoli sempre i più giovani. Allora, che succede poi? Con nuove musicalità. Da questa melodia è nato un fiume, come sta nascendo con Ugo, però più contemplativo, più surrealità, ipnotismo, è nata la situazione. Sono due filoni. Comunque anche questa voce qua incanta, mamma mia. Perché è una voce che è piaciuta a Dario Fo, perché Dario Fo faceva il gremolò e io facevo queste cose qua, lui disse, ma cosa mi racconterai stasera? Perché lui faceva il regista, abbiamo fatto 3 spettacoli. Mi faccia sentire cosa fa lei. Lui disse, maestra, ma l'incontro com'è stato con Dario Fo? Con le Nacchere Rosso, con Enzo Lagatta, grazie a Enzo Lagatta. Perché Dario Fo si entusiasmò di questa musica popolare. E facemmo uno show di 3 puntate, Milano, Roma, Napoli. Però lui faceva i provini. Dice, lei è un cantore, cosa mi farà stasera? Ma deve durare 6 minuti. Disse, maestro, vabbè, facciamo questa cosa, mi faccia sentire. Sai, dove venire? Allora io disse, maestro, io faccio questa cosa. All'acqua, la chiacchiera fontanella, all'acqua, chi vuole bere che bella, all'acqua, la chiacchiera fontanella, annarella papà bere, se buona tutta l'acqua, la chiacchiera, le piscine, le pezzette, le stagioni, annarella, vicini senza trono, scende nel cuore, annarella, pallo, non li schiavo, a montagna fredda, chi ne può. Rimase incantato. Queste, quanto dura? Quando volete voi. Questo è il bello, no? Quando lo volete far durare? Anche perché un'ora. I brani dovevano essere inerenti al progetto, Sì. non poteva fare o blues. A tema, ovviamente. Questo si chiama Garofano Schiavone. Ma vogliamo appunto passare ad un altro argomento? Il film, il cinema, io vorrei che parlassi anche di cinema, ma e quante parlassi belle anche del grande Enzo Gragnaniello, Voi il tuo collega. mi state celebrando quasi, speriamo che sia la prima di 1000 puntate. Sì. Ma sicuramente, guarda, ormai fa parte del nostro team. No, anche niente, per quanto riguarda Enzo, vabbè, è stato sempre un rapporto molto particolare e praticamente io ho il compito di far uscire la parte simpatica, perché lui da animal, un po' animale, poi diventa tenero e simpatico, perché poi in realtà l'artista è così, non l'ha capito, un po' eclettico, ma manchissa sa perché è simpatico. Allora io il mio compito sul palco e nella vita, quando ci siamo visti un mese fa, Tony, che si può cantare? Piedi sto canzone, cioè, capite? Ci vediamo per pranzare, ci vediamo solo per stare a tavola ormai. No, io quando il connubio era nato dal momento che già stavo coppina, però, e il produttore era lo stesso e volle mettere assieme questa coppia, che poi ha vinto il premio Tengo più di uno, abbiamo fatto il Tom Waits, sono successe delle cose. Avete fatto Radici? Abbiamo fatto Radici con Carlo Lugno, dove io ero il Caronte della situazione. Accompagnavo Enzo in questo viaggio surreale straordinario, con Enzo Moscato, James Senese e altri, Ida Di Benedetto. E quindi sono degli aneddoti assurdi. Quando lui dice, a Roma stai portando, a trovare pace. Allora, noi avevamo un canovaccio da Carlo Lugno e poi dovevamo inventare. Ma tu non hai idea, io sono partene, per tu chi sei? Vedi là, ci sono dei siparietti che, guarda, che veramente, se vanno in onda 5 minuti a sera, era una coppia. Infatti andammo a Venezia con questo film, con Carlo Lugno, e ci fu una cosa. Il film era dedicato a lui e questo viaggio surreale, però ci voleva uno vicino. Infatti, anche nei quartieri, tra monumenti, un po' il giro avete fatto. La Sibilla, Pozzuoli, Pozzuoli. Quindi praticamente lui voleva questo tipo di cose e realizziamo questo documentario, questo film particolare che se ci saremmo spinti ancora sarebbe stata una serie di
di cose particolari, perché poi Napoli ha sempre questa cosa di fare e distruggere, Sì. capito? Non succede niente di più. Vabbè, è effimero, giusto? Ha Però un tratto per effimero. me come figura, come fotografia, come a parte che Carlo è bravissima, come immagini. Io a un certo punto simulai con la gamba un po' così e sotto lui è un po' più grosso, no? Io e allora lo accompagnava, io le cade, ma a trovare pace. Cioè questa cosa, quest'anima che l'accompagnava e lo faceva diventare. Poi le interviste da Costanzo, io mi ha fatto che non ha fatto Cioè delle gag proprio. e Costanzo quasi. Show è impazzito perché praticamente, vabbè, poi a un certo punto non era più un concerto con ecco perché forse non mi chiami più, perché praticamente, no, perché a un certo punto succedono fatti Uno bene. show, diventa Vabbè, uno ma show. è bello avere questo umore, no? Sì. L'umore Perché io giusto racconto- nel raccontare, sì, Io ricordando piacevoli momenti. Nei miei show, l'ultimo in teatro, con Gina, infatti perché sono la boatta show, dove io racconto proprio questi aneddoti, e un pezzo, fra un pezzo e l'altro succedono queste cose. Sempre con Carlo Luglio, Magma. Magma, quante belle cose che sapete. Magma è stato, io facevo il parte del periodista che andava a intervistare a Riccardini, pausa, che mi ricordava ad Ammorra, o maschio e la femmina. La femmina di nessuna agnella. Sì. E o maschio è muto, o maschio è andato a parlare, perché c'ha i bassi. Chi sta o maschio? E che sta femmina? Ah, ecco, Hai capito? ho capito la differenza. capito? Abbiamo capito tutti. Allora, la o differenza. maschio e la femmina. E allora Riccardini mi spiegava queste cose e Magma non è altro che scoprire gli ultimi cantori. Ed è stato un documentario bellissimo che ha fatto scoprire gli ultimi, poi purtroppo è scomparsa sia Chicchina, la sorella, che lui, e sono scomparso. Vabbè, Viva tempo sempre passa. la musica popolare, ma adesso Antonio... Sì, il blocco numero 4, perché adesso andiamo un po' nel privato. Sì, andiamo nel blocco tuo privato, numero vai. 4. Andiamo. Andiamo nel blocco. Buongiorno a tutti voi dalla lontana Buenos Aires. Faccio i miei migliori auguri a tutti voi e in particolar modo a Tony Cercola, di cui oggi si parla, al folletto Tony Cercola, folletto perché lui abita in ogni spazio piccolo di ogni genere musicale e quindi spero che tutto questo momento di riflessione, di interiorità, perché purtroppo non possiamo esternare e esprimere le nostre emozioni dal vivo, come tutti quanti sappiamo, ci facciano crescere interiormente e ci facciano creare tanta musica e per regalare sempre tante emozioni. Un bacio, buona giornata, Tony Cercola. Hai capito, l'amore della tua vita. Queste due culture che si sono incontrate, 20 come si incontrano? 22 anni fa a Sant'Anastasia. Ah, Hai capito? Perché lei faceva pezzi dei Gypsy King. Sì. Mi hanno invitato a sentire Stavaglione. Io dissi, beh, ma purtroppo era scomparsa mia mamma, stava un po' così. E ci conoscemmo 22 anni fa alla Vesuviana di Sant'Anastasia. Da allora, vabbè, non ci siamo visti, che io partivo sempre, grazie a Dio, ho sempre lavorato. E lei faceva piano bar qua, stava per partire di nuovo per... Buenos Aires. stava un po' sola perché sai, la straniera da noi uomini piccoli, perché generalmente l'uomo è sempre, io credo molto più nella donna, lei è più intelligente di me, è più razionale di me, è più veloce, è più sana, è meno complessata dei dolori miei, delle mie malattie, eccetera, quindi è più logica. Quindi lei stava per andarsene perché sai, l'uomo a straniera, sai, su un periodo, ma lei cercava altre cose. Sì, Indubbiamente capito. cercava un'antichità, Dei valori. una casa, che non Una sia una casa. casa solo fisica. Due anime che si incontrano vengono decise dall'alto, non c'è noi, non c'è ma che ten che ci voglio conquistare,
voglio fare che dica. Cercavo una famiglia. Le anime antiche, di qualche cosa di antichità, che si riuniscono. E quando si sono riuniti, non ti annoi, non hai la fobia della cena serale. Per me è bella. La telefonata serale diventa sempre bella, anche pure dopo 25 anni. Il tempo diventa, o due sole cose, il tempo o rafforza o allontana. Sì, è vero. E tu l'hai coinvolto in tanti progetti tuoi? Sì. Ma lui è stato proprio folgorato da questa donna che poi d'altronde è bellissima, complimenti. Folgorato, non abbiamo fatto come Albano e Romina, attenzione. No, abbiamo, a parte che Romina l'ho conosciuta, è intelligentissima, sì, è una donna sensibile, sì. eccetera. Io se l'ho inserita perché era utile, Sì. perché nel mio sound una voce, lei fa parte della squadra del sound, d'altronde gli abbiamo composto anche dei brani su misura e dei brani per lei. Esce nel disco anche in questo progetto, c'è lei, ci sono altri, c'è Claudio Pennino, il fratello di Adriano Pennino, c'è Adriano Pennino che ha arrangiato un bel pezzo, ci sono vari, una bella squadra di artisti, Antonio Bruno, il cugino di Antonio Infantino, che è un grande tarantolato, sai tarantolati italiani. Io ho raccolto attorno a me questo tipo di squadra. Ma adesso cantiamo, ascoltiamo qualche altra cosa, Vogliamo Antonio? sentire la moglie che canta, sì, la la voglio compagna che ascoltare. canta, Mioppio. La Vai. teniamo e ce la guardiamo, che è una canzone bellissima. Appassionatamente ce la guardiamo, Tony, anche perché ti mancherà. È l'oppio, l'amore, mio Sì. oppio. Tu sei il mio La mia droga. Il mio droga, va bene. Vediamo. Mi oppio. Desaparecido amor, tu canto me desilusión.
coinvolgente questa canzone. Molto. Molto. Sì. Ma hai visto gli occhi di Tony? Sì. Come gli brillano nel guardare la sua amata? Sta anche lontana, È quindi... anche lontana, in No, sta Argentina. stata ormai da 2 mesi a Buenos Aires, Sì. con la mamma, mi sembra anche giusto che... Vabbè, è normale. Io sono stato a Buenos Aires, ho suonato pure, abbiamo fatto radio là, sono stato in Canada, che poi facciamo Canada pure, Buenos Aires, Madrid, tutte queste zone qua, sono state cose, esperienze con altri musicisti che hanno una simpatia per noi. Poi Buenos Aires è stata realizzata dagli emigranti. Sì. È una piccola Parigi, sembra un po' Parigi, lo poi capite, sembra... Poi Anche una sinergia hanno con noi. Infatti Sì, mancano sì. tanto questi giretti per il mondo con la vostra canzone, la canzone popolare, la E napoletana. per ora non si può, ma... E per ora non si può, ma ci chissà, rifaremo. ci rifaremo. L'abbiamo detto. Altra appellativo che troviamo spesso nei giornali, nomade del Vesuvio. Cosa c'è dietro questo nomade? Ma lui è Oppure proprio- folletto del Vesuvio? No, lui è proprio, hai capito? Nomade del Vesuvio è stato il titolo di un CD mio. Sì. Essendo che vengo dal Vesuvio, sono un nomade che ricerca le emozioni, la lava e i rumori del Vesuvio. Ecco, noi abbiamo fatto un special per Iso Radio Rai dal titolo I rumori del Vesuvio. E quindi ho sempre cercato un altro pseudonimo che mi hanno dato, questi qua di Pomigliano, le mani laviche. Ah, A qualcuno ha detto che le mani laviche, le mani sono queste qua in realtà. Si non muove a mano ya, camanamma, a ma sorgere a masci, un bamma maramoglieio. Questo è un altro lumumbese che parla delle mani. A mano ya, camminiamo, a ma sorgere a masci. Mamma dammi la forza, oglieio. Vedi il lumumbese che ti fa fare? Sì. Questo andrebbe proprio insegnato nelle scuole, Ma questo bravo. lumumbese. Però legato alla famiglia, legato anche alle radici, Tony, hai dedicato qualcosa al tuo papà? Ho dedicato Bolero Romano. Bolero Cioè, romano. Madonna, ma quante cose che sapevi lui. Ci prepariamo, Sì, è Eh normale, no? Mio padre suonava la batteria, Sì. aveva una panetteria. Vi ricordate le bilance grandi? Sì. Aveva queste bilance e sotto aveva il bancone. E io sentivo suoni gravi e sentivo questa bilancia, la voce di mio padre. Era completa, era bellissima. E dice, ma dove viene questa? E lui mi ha comunicato questo, che non aveva voluto perché io facessi il musicista come tutti i papà. Perché essendo un buon panettiere anche. Panettiere e poi andò all'Ignis. Sì, a studiare. sì. No, faceva l'impiegato all'Ignis, L'impiegato, l'operaio, sì. quando l'Ignis stava a Gianturco, a Napoli, e prima c'era il prepensionamento. Quindi che desiderava? Che pigliamo posto? Al posto Sì, suo. me ne scappare. Ma tu hai usato tanti oggetti per suonare, prima di arrivare a questa. Io ho usato i bonghetti di Creta che ho costruito con Edoardo Bennato e là abbiamo fatto migliaia, decine e decine e decine di spettacoli, centinaia di spettacoli con questi bonghetti di Creta con 2 scatole. Praticamente è uno strumento poverissimo che era efficace in una formazione acustica però, capito? E Edoardo amava molto questi siparietti in trio acustici con Lucio Bardi. Quindi ti ritrovi come poeta, no? Di tante canzoni, anche cantore, per esempio, diamo una definizione esatta anche di questi ultimi anni, no? Sì, mi sento più melodista, chiaramente. Sì. Cosa è cambiato? È cambiato che ho avuto l'esigenza dei brani. Ti ripeto, mi sono avvicinato alla discoteca. Se c'è lo Mumba Mix con Pachi Palmieri. L'abbiamo. Ce l'abbiamo. Con Pachi Palmieri ho realizzato una cosa bellissima, che poi l'ha suonato Morales. Un DJ che aveva i Gremlin a New York. Morales, quindi quella forma di Lumumba. Ex Angels of Love, ricordo. No, Morales è un grande, David è un grande DJ sì. che ha vinto dei Gremlin. È il David Morales, perfetto, è lui. Quando ero piccolina andavo in discoteca e giustamente è uscito un post con Morales. Che lui stava a casa sua con questo pezzo mio che lo suonava a New York, ed è stato bello sia a Pachi Palmieri sia Fabio Gemito che l'aveva realizzato, e abbiamo fatto 6 versioni, un brano che è uscito l'88. Mamma mia, E ce lo vogliamo ascoltare? Lo teniamo. Vai. Lo Bumba anche perché il nostro editore Angelo Cero è proprio lì in pole position, si sta godendo veramente tutta la tutto lo serata. spettacolo. Ma a me fa piacere live. averlo rincontrato a lui. Dopo tanti anni, Ci siamo incontrati in una bella televisione, non so se fare il nome o meno. Sì, vai.
muove, che si tu muove, che capita che c'è. Simo non muove coscio, mamma Simo non muove coscio. Un capo come me che perché venne che sta con me. Caso bravo mai, amma canta sta non è. Caso bravo mai, amma canta sta non è. Lumumba, 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 lumumba. Guai, giorno. Lumumba, 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 lumumba. Urialla per mante. Lumumba, 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 lumumba. Guai, giorno. Lumumba, 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 lumumba. Urialla per mante. Lumumba, 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 lumumba. Guai, giorno. Lumumba, 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 lumumba. Urialla per mante. Lidu Abdullah, yeah. Urialla per mante. Guai, giorno. Urialla per mante. Lumumba, 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 lumumba. Lumumba, 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 lumumba. Lumumba, 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 lumumba. Guai, giorno. Lumumba, 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 lumumba. Urialla per mante. E non riesce a stare fermo. No, Mentre vedevamo là, è ce l'ha sempre fatta in action come sempre, però io devo dire una cosa a tutti gli amici che amano le percussioni, amano anche il racconto, quello che c'è dietro, la tradizione della musica popolare. Chi meglio di Tony Cercola ce la può spiegare e raccontare? All'interno di questo libro troverete veramente tantissimi aneddoti. Per chi suona la buatta, amici, storia di un percussautore. Quindi acquistatelo, mi raccomando. Edizioni Arcana. Ecco, Arcana, Tony Cercola con Antonio Del Rico. A quattro mani, è sempre più bello a quattro mani. E io voglio sapere un'altra cosa, perché spesso va bene la musica, gli artisti, la canzone vengono sempre visti un po' in secondo piano, però all'interno del libro e poi anche leggendo un po' con la tua storia, questa ritmoterapia che guarisce tanti ragazzi e che è proprio una terapia, è importantissima. Non è che guarisce, perché non voglio mettermi all'altezza di uno psichiatra. Quello che può fare la ritmoterapia è stimolare i psicomotori. Tutto il ragazzo un po' down ha problemi infatti c'è un video molto bello, ho dimenticato di fartelo. Sì. Diversamente ritmico con Rocco. Sì. Questo ragazzo è una dottoressa e lui suonava e stava bene, perché non riusciva a contare fino a 10. Allora, perché 1, 2, 3, come Rocco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e muoveva e riusciva a essere felice suonando, muovendosi in continuazione. Rocco, sei felice? Sono felice. Sì, perché sono sproni diversi, poi quello che ti dà la musica. Generalmente questi qua hanno problemi psicomotori anche, quindi basta stimolarli. Sì, e quindi ritmoterapia non è che sia un farmaco, non ci inventate niente, però è una stimolazione. No, ti aiuta semplicemente a suonare uno strumento ritmico con le mani, che sono fondamentali. È importante. Anche insieme a altra gente, normale, sì, no? la ritmoterapia si può realizzare dappertutto, con i ragazzi down, con i ragazzi, che poi sono ragazzi speciali. Sì. Non è, No, infatti speciali si chiama. Sono specialissimi per noi. Allora, il blocco numero Vai. 5, vediamo qualche incontro di Tony Cercola durante la sua carriera e poi dopo li commentiamo. Gli incontri di Tony Cercola, blocco numero 5.
mi hanno colpito, di chi non abbiamo parlato fino adesso, la nuova compagnia di canto popolare Fausto Avetere, e poi mi devi raccontare di Antonella Ruggero. Grande Antonella Ruggeri. Beh, sapete, ormai sono scoperto. Sei scoperto. Giochiamo a carte scoperte. Antonella ha un'empatia vocale favolosa. Un giorno mi ha chiamato Brava. Claudio Romano, dice devi venire a fare un brano. Ma dicevo guarda, come al solito, non te lo voglio dire, ma perché fate questi scherzi? E allora ci fu un paio di cose che abbiamo fatto poi. Lei conosceva questa mia vulcanità ritmica, chiaramente io mi domandavo che pezzo posso fare. Generalmente, sai, lei è contemplativa, ha dei momenti bellissimi, è una delle migliori, assieme a Tosca secondo me, è una delle migliori vociste italiane. Vero, confermo. Perché sono intuitive, sono empatiche, hai capito? E allora andai a San Martino e facemmo questo brano, disse, ma che pezzo, mi dite che brano? Aspetta, il brano, qualcosa mi deve sfuggire pure. Vacanze romane. Esatto, sì. dissi, ma Vacanze romane era Beghin. E questo, e a un certo punto poi rimaniamo uno spazio. E ci fu un momento bellissimo. Lungo il Tevere in festa. Bravo! E con Fausto Avetere? Mamma mia, Corrado Sfogli in particolare. Corrado mi chiamò con la compagnia Canto Popolare, mi ha fatto Blitz negli anni 70 con Gianni Minà, 80 al carcere con Mauriello. Poi mi ha richiamato di nuovo e poi mi ha chiamato per quella cosa di Rai 1, una Concetta. Sì. Che poi la stanno proponendo altri giovani, no? Blitz, la stanno interpretando. No, Blitz era una trasmissione televisiva di Gianni Minà. Ma anche la canzone, mi sembra. Una Concetta? Sì. Allora, lui mi chiese di suonare una Concetta perché lei aveva suonato coppine. E disse sì, l'unico che ha suonato. Sì. E facemmo Corrado Sfogli, che anche lui scomparso purtroppo, è una tenerezza, un uomo di una tenerezza allucinante e provammo. Nelle prove io gli dissi, Corrado, ma ti piace questa cosa? No, ricettista, non è che mi piace a me. È proprio quello che facevo, a un certo punto rimarrai tu da solo e ti fai... perché io sono sempre uno a dire, ma ti piace quello che sto facendo? Cioè ancora oggi io vado in uno studio con un giovane e sto a servizio perché è il mio lavoro. Sì. Quindi cerchi anche consigli, No, dico, opinioni. ma mi sta piacendo quello che, sì, perché può darsi pure quello mi che è vi detto. sto offrendo. E chi sono? Che sto facendo? Mica sono... oddio, quando siamo stati con Billy Cobham, con una Nava Sconcelos, Don Cerri, con Tullio, mi ha fatto suonare, con quelli là che ognuno diceva, no, tu devi fare quello. Paolo Fresi un giorno disse, noi facciamo jazz, però tu sei tu. Lascia devi fare il tuo. Lascia stare lui. E tu devi fare quello. E allora se ti chiamano per quella cosa là, hai vinto qualcosa. Allora, stai parlando di Pino Daniele, c'è un'ultima sorpresa, Sì, la sorpresa numero 3, e poi chiudiamo con Babbasone. È normale, la vogliamo ascoltare, no? Tony Cercola. Tony non ha bisogno di essere presentato perché per me resta il percussionista più oltre popolare, tradizionale, ma nello stesso tempo moderno. Oggi a Napoli ha scritto belle cose, prima come artista e poi come percussionista, una grande anima. Ti dà ritmo, ti dà energia sui live, e io ne so qualcosa negli ultimi anni, abbiamo suonato spesso insieme, i concerti, abbiamo fatto tanti concerti e poi con Pino c'è stata quella serata magica, una delle tante serate che avevamo in giro, anche al Palapartenove a Napoli, che ci ha fatto la sorpresa a tutti e due. Io suonavo con Pino, ha chiamato Tony che non era il suo turno e disse questa sera suona con me e con mio fratello. E lì siamo legati da bei ricordi tutti e due. Tony da Edoardo a Pino secondo me ha fatto tutto, ha detto tutto, quindi poi ci possono essere le nuove generazioni, ci possono essere nuovi percussionisti che Tony con la sua esperienza ha un'energia che alla sua età, anche se è ancora giovane, è molto giovane, ma alla sua età se li prende può insegnare tanto
a chi ancora oggi suona le percussioni. Quindi l'energia e il ritmo che dà Tony Cercola è garantito per una grande anima, per un grande cuore. Tony, ti auguro il meglio, un bacio, ci facciamo un spaghetto a pomodoro sempre dall'amico nostro a Pomigliano, ti abbraccio. Saluti a tutti in studio. No, appunto voglio fare proprio un invito, io e Antonio, adesso lo faremo, un invito pubblico a Nello Daniele a Tu per Tu. Nello, sei invitato a Tu per Tu, non vogliamo sapere niente, devi venire, mettici la ci buona fa parola veramente tu, da come ti sei trovato qua. Sì, piacere. Devo dire che con Nello ci sono dei momenti straordinari di brivido. Ha ragione Nello quando dice che io stavo in camerino, improvvisamente mi chiama Pino, quando facevamo Apocondri con Pino, quando sono stato all'Arena di Verona, non c'era lui, ma ci stava. Pino volle attorno a sé i primi, quelli che avevano collaborato. E l'intelligenza di un miracolo, perché lì sono miracoli, lui, Troisi, Edoardo, Totò, è quello di capire, individuare ogni musicista cosa doveva fare. Pino riuscì a mettermi collocato, dice tu suonare Apocondri, tu fai yes e no. Sono dei registi, anche Edoardo, sono due registi che sanno chi sono i musicisti. Ma lo sai che io ricordo l'ultima serata al Pala Partenope? Venni a salutare proprio dietro le quinte, c'eri tu, c'era Tony Esposito, c'era Senese, c'erano veramente tantissimi, quello è stato proprio l'ultimo concerto. Il conoscere un musicista cosa può suonare è una virtù, perché io prima di chiamare Antonio, dice, ma che deve fare? E Nello ha fatto è stato chiaro nel dire chi deve suonare un certo tipo di musica, chi fa l'artista, chi compone e chi fa... Perché la confusione è totale, perché accompagnare una responsabilità enorme. C'è un pezzo di 3 minuti, 2 minuti che deve essere suonato chitarra e percussione. Quando l'ha composto Pino stavamo a Carimate, 1980. In quell'anno ho firmato 3 dischi, ero a metà. Sono solo canzonette uffa uffa. Cioè sono 3 dischi che hanno venduto milioni di copie, ero a metà, è uno dei 100 dischi al mondo. E allora lui mi disse, guarda, vieni qua un attimo, accompagnami sto disco. Ma scusa, anche per rispetto. No, sei da retta, c'è no, vabbè. Apocondri sciù. Cioè, questa cosa è stata una magia allucinante. Dice, ma Pino, ma veramente lo metti nel disco? Sì. È come un lanciamento. Le cose improvvisate cioè, riescono meglio, sono le mi più chiese belle. 5-6 minuti. Certo, ma guarda, io sono molto riservato, sai, poi gli artisti sono molto esclusivi, ma facciamo la prima mano a me, no, perché nel 1980 si guadagnava pure qualche cosina, poi ormai soldi non me la mezza, e quindi, però dice no, lascia stare mangiando. Però è bello quando la musica vi unisce, per esempio, ritornando al discorso del Pala Partenope, l'ultimo spettacolo dove c'eri anche le feste che fa Nello. Però sì, vi ha unito sempre la musica popolare, ecco, parlo con è il gruppo Mediterraneo, per esempio. Allora, noi vogliamo sono tanti gli aneddoti, però adesso raccontarli, vogliamo ringraziare la regia che veramente ci sta dando man forte, ci sta supportando benissimo. Ci regala sempre qualche minuto, però comunque noi non ce la facciamo a parlare. E volevo chiedere ad Antonio, che sta in regia, sempre se possibile, adesso mentre il maestro, perché dobbiamo dire maestro, Tony Cercola ci fa questa canzone finale o Babbasona. No, faccio una gag finale con un po' di cose. Se può far sfilare quelle foto del blocco 1 che è proprio Tony Cercola come oggi. Tanti si ascolta bene, quello? Sì. Vai. Venuto Tom che mi fa web bella, Marena Millarina già vi ho un ma. Ora che ho cominciato una tarantella, c'è prima Millarina già che se ne va. La sigla che passo, quando sta vicino. Vediamo Millarina che te legga la mano e che chiunati che schierata stamattina. Ma per fortuna sta arrivando a Vesuviano. Arovai e babbaso, arovai. Tina capa soltanto per spartire le orecchie, posula, comandare. Si tirato da tira, ma fammi capito che te ne a tirare. Ma perché vai facendo saputo, se non sai manca chi ti ha creata? Su di tra, su da sicchetta, se mi sei chiatta, manca un panne. Arovai e babbaso, arovai. Arovai e babbaso, state a casa. Vai parlando in inglese, ma invece tu sai, si reparte qua. E ti piace il possenza, ma fammi capire, tu continui a tirare.
Ma che resta a muovere che fai? Ma chi si, ma che buon matto vai? Tu si trasu de si che tu si mi segna. Manga boboni. Arwai e bambaso. Bambaso, arwai. Arwai e bambaso. Stata a casa. Mamma mia, Grazie. bella. Quindi l'erede di Gegè di Giacomo. Eccolo. Eccolo, è Tony Cercola. È un onore. Lo sappiamo. Tony, ma tu sai che un'ora e mezza è volata, abbiamo già finito. È Il finito nostro già? incontro l'abbiamo finito già. Ma c'è ancora. Tanto da Sì, dire. guarda, noi ti inviteremo sicuramente. Con Nello magari. Con dai. Nello, Con mi farebbe calma, veramente facciamo- piacere. Appena si riapre, anche perché Sì. mi fa quel... Musica mediterranea, tutta musica mediterranea. Ogni anno fa quella bella cosa che fa lui. Anche perché hai visto, no, il Partenope Village No. è grandissimo. D'estate sarà bellissimo. Abbiamo un D'estate palco suoneremo, dai. esagerato, grande, quindi possiamo fare di tutto, spettacoli. Va Quindi benissimo. organizzeremo delle belle cose, se ce lo fanno fare ovviamente. E poi ci aspettano un bello spaghettiello. Pomodoro fresco. Al Partenope Pomodoro ristorante fresco. sempre. Bellissimo. Non solo con Nello Daniele, anzi Nello, quando Spaghetto verrai numero qui, 5, attenzione. numero 5. Ah, pure il numero in diretta. vedi? Nello, quando Dillo verrai sì. qui ci mangiamo Se ci stanno seguendo, gli numero spaghetti- 5, Ecco, il spaghetti numero numero 5. Allora, Senti Ida, ringraziamo, salutare. ringraziamo nuovamente l'editore Angelo Lucero che veramente ci grazie. permette e ci supporta in questa avventura, Renato De Carmine, tutto lo staff tecnico, i cameraman e soprattutto grazie a Tony Cercola perché non va spesso ospite in televisione e ci fa piacere che è stato qui con noi. Anche perché alcuni offrono un partest molto strano, non si capisce, non si capisce di che cosa devi parlare. Essendo che uno prima di intervistare un ospite deve fare come voi, che avete studiato, secondo me, ragazzi. vabbè, ma è Abbiamo normale, studiato, no? sì. Noi crediamo molto in questo programma, quindi penso ci debba essere un minimo di studio. Io vi ringrazio dell'attenzione che avete per chi da anni lavora e fa questo, e sta in questo mondo qua. Perché credimi, tutto è dovuto a questa città. Questa è una città che non ti dà niente, gli artisti stanno allo sbando ormai. Anzi, vorrei spezzare l'ultima lancia per gli artisti, i bonifici non sono arrivati, De Luca non manda quello non è colpa sua magari. Siamo gli ultimi, la cultura, il suono, questo qua. Con questo non mangi secondo loro. Ma io ho mangiato però. Com'è possibile? Quindi svegliatevi un po', cerchiamo di fare i live piccolini, cerchiamo di lavorare con 50 persone distanziate, lavorare. ce l'avamo in mano, ce l'avamo a mascherine e tutto. Le giuste precauzioni, è Cerchiamo normale, capite, il vaccino fate, non lo so io. sì, io lo farò. Lo facciamo, lo facciamo. Io, Facciamo. però prima di farli vorrei mezz'ora, un'ora a parlare col medico. Ah, Vabbè. ha Ma paura. gli devo mettere un'ora con lui a parlare di tutte le patologie. Devo fare tutto un elenco. Vabbè, io devo salutare in regia, ciao Antonio Di Gennaro, grazie, Gabriele, Lelo Ranieri, Giulio, grazie ragazzi, siamo una squadra fortissima, lo dico sempre. Il supporto musicale anche Chiappetta. Vabbè, Gianni Cappetta, il supporto musicale, beh che dire, ringrazio tutti voi, mi raccomando in replica giovedì dalle ore 21 su Radio Amore, saluto sempre con tanto affetto e stima l'editore Antonio Romano, con Daniele e tutto il team di Radio Amore. E poi in replica, Antonio, in replica quando? Sì, in replica domenica sera, sempre alle 21, Partenope TV, una bella replica, rivediamo questa puntata tutta dedicata a Tony Cercola. Noi adesso andiamo a mangiare al ristorante. Sì, e però vi salutiamo aspettiamo... anche Enzo Altieri. Sì. Grazie. Infatti. E Grazie, saluto Enzo. Gino Di Piazza, Piedimonte e Matese, dai. Ecco, amati e ti ameranno, grazie Gino Collaboratore Piazza. artistico e nonché fautore di invenzioni creative, di amicizie, di funambolismo, che lui è funambolico. Ah, sempre insieme a te. Sempre, vabbè, io, sempre, io me viaggiate li cerco insieme. proprio Con il lanternino. Con il lanternino. Allora, io finisco questo discorso e i nostri sponsor, grazie a Licia Giametta, le spose di Licia, grazie anche a Fabiana Franzese, la mia visagista, grazie a tutti. Avete reso ancora una volta una puntata specialissima e ci becchiamo martedì prossimo. Appuntamento a martedì prossimo, buona A tu per settimana. tu. Tony Cercola, Ecco Ciao ciao! a tutti, un saluto.